E in collegamento telefonico abbiamo Walter Nocito. Buongiorno. Buongiorno Martino. Si continua a parlare in maniera insistente di seconda fase. Abbiamo capito che questa seconda fase poi non sarà tanto breve, durerà all'incirca fino a marzo 2021. Sì. La tempistica è quella che tutti oggi, domani e dopodomani discuteranno. Mi pare che oggi sulle prime pagine di più giornali c'è un calendario ipotetico che è girato sui WhatsApp di tutti noi sabato. È il calendario che prevede il rientro alla normalità per tutti gli italiani, per il paese Italia, fra un anno, a marzo-aprile 2021, con la riapertura delle frontiere italiane con i turisti e gli scambi internazionali. Quindi la libertà di circolazione internazionale riprenderebbe a marzo 2021, mentre la libertà di circolazione degli italiani quest'estate, maggio-giugno, riprenderebbe, secondo questo calendario, con una serie di limiti, limitazioni, condizionamenti, influssi di queste task force, valutazioni regionali, valutazioni nazionali, addirittura valutazioni locali, anche se io queste ultime le eliminerei. E sul calendario però, caro Martino, non è opportuno dedicare molta attenzione perché è un calendario flessibile. Sì, le cose parliamo certe, di bozza, infatti. L'estate, ma fine giugno, dal 21 giugno al 21 settembre, cioè la famosa estate italiana, estate del sud d'Italia, avrà un aspetto nuovo, regole nuove, numeri nuovi, probabilmente per alcuni sarà una non estate. Sì. Però forse è un po' presto dal punto di vista dei cittadini di porsi già la prenotazione delle vacanze e la modalità di svolgimento di attività lavorative e vacanze. D'altra parte, con molto impatto, la Presidente della Commissione europea, la Van der Leyen, mi pare che 2 giorni fa sia uscita dicendo, un'intervista al Corriere della Sera, non prenotate italiani le vostre vacanze, perché ha fatto arrabbiare molto, insomma mi sono pervenute molte lamentele su questa asserzione della Presidente tedesca della Commissione europea. Ma sulla fase 2 forse tu stai già lavorando, anzi ho notato molte interviste, complimenti, scama, perché dalla riuscita della fase 2 vedremo che paese ne viene fuori, che Calabria ne viene fuori, che economia nazionale ne viene fuori. La situazione è tragica, questo possiamo già dirlo. Sì, io mi occupo un po' di economia ma molto di istituzioni. Quello che noto è che nella fase 2 la legge quadro sulla protezione civile, la legge 225, non è funzionante, non è più quella giusta. C'è bisogno di una riforma della protezione civile e dei poteri di emergenza, perché di fatto la fase 2 non è la chiusura dell'emergenza, è la convivenza con il virus in una fase attenuata di emergenza. La fase 1 è l'emergenza piena, la fase 2 è l'emergenza in superamento e la convivenza, la fase 3 sono gli effetti dell'emergenza economica. D'altra parte tutta la stampa in questi giorni si sta occupando moltissimo di posizionamento nazionale dei partiti, dei sindacati, di Confindustria, degli interessi in gioco, del governo e delle sue task force su tempi e modi della fase 2. Le 3 task force. E ecco qui, io vorrei ora riepilogare a beneficio degli nostri ascoltatori quali sono le task force al momento che supportano il governo, perché su questo siamo in un campo nuovo, non c'era mai stato un governo con tante task force responsabili, anche dotate di poteri e di qualificazione autorevole. Non sono comitati parlamentari, sono commissioni a favore del governo, anzi una è una commissione che poi lavorerà anche a favore del Parlamento fornendo idee. La prima commissione è quella tecnico-scientifica del Ministero della Salute, il cui presidente ogni pomeriggio, ogni sera in televisione ed è il professore Walter Ricciardi. Il comitato per la ricerca scientifica e la valutazione scientifica dell'ordine pubblico e delle misure sanitarie, soprattutto nella fase 1 l'abbiamo vista all'opera.
Nella fase 2 vedremo e stiamo vedendo all'opera il task force di Colao, esatto, che è un manager, e che è anche calabrese. Sì, al cognome abbastanza greco si nota, anche se risulta da curriculum lombardo di Brescia, sì. E questa è la commissione che valuterà come e quando rientrare al lavoro fabbriche, uffici e servizi pubblici attraverso il lavoro smart, ma anche l'organizzazione del lavoro, e ci sono almeno 9 economisti su 16 membri e poi manager, un'esperta di psicologia, insomma tutti i giornali hanno abbondantemente descritto la commissione Task Force Colao. A questa è affidata la fase 2. Non si è ben capito se produrrà un report che fornisce consulenza al governo o su alcune decisioni i ministri del lavoro e gli altri ministri economici, per esempio quello dei lavori pubblici, richiederanno potere decisionale e operativo. Comunque io credo che sia da controllare la commissione Colao. E poi c'è la terza task force, ne fa parte Riccardo Luna, che è il giornalista scientifico e tecnologico più noto in Italia, lavora per Repubblica, ed è quel giornalista che nel 2010 con il professore Stefano Rodotà propose la introduzione del web e del diritto all'accesso della rete in Costituzione italiana del nuovo articolo 21. Esatto. Noi lo conosciamo per questo aspetto, ma attualmente Riccardo Luna è noto perché fa parte della task force del Ministero dell'Innovazione e quindi del ministro Pisano, che abbiamo già citato, per stabilire tecnologie per il controllo e per il tracciamento tramite app delle persone e degli italiani, cioè il modello Corea. Che anche questo insomma preoccupa e non poco alcuni Molti italiani. Sono nervosi per il modello Corea, non sono disponibili a sacrificare la privacy, ma ne abbiamo già parlato. Io credo che nel bilanciamento dei beni la privacy può essere temporaneamente sospesa e limitata in favore della mobilità. Questo è un compito che ha al momento la Commissione Task Force del Ministero dell'Innovazione, che sta lavorando su almeno 3 app concrete. Una è SOS Italia, ma ce ne sono 200-300 pervenute. Questa Task Force è composta da 74 esperti di informatica e di tracciabilità. Ora, questa è una modalità nuova per governare la fase dell'emergenza. Io spero che sia una modalità che produca velocemente risultati e obiettivi di fluidità e di ripristino di condizioni simili alla normalità. Soprattutto la commissione Colao per il lavoro, ma anche per la tecnologia e la diffusione tecnologica la commissione Luna. Ecco, ma noi vogliamo anche ricordare, cosa importante, che anche in Calabria qualcosa si sta muovendo. Almeno ci sono almeno 2 episodi e 2 significativi eventi che in questi giorni sono partiti. Il primo è Unical vs Covid 2019, che è un programma che l'intera Unical su vari punti con vari centri di ascolto e consulenza fornisce al territorio, ai cittadini, alle scuole e alle amministrazioni. E io darò anche un contributo con moltissimi colleghi, ovviamente nei settori della scuola, della sanificazione. Anche c'è un gruppo a farmacia che ha sperimentato un famoso, protocollo di cura, ma ne vedremo sul sito dell'unical.it tutti i dettagli in questa settimana che inizia. È già aperta la fase di registrazione e ticket per chiedere consulenza, ovviamente gratuita perché lo fa l'università come terza missione ed è molto importante, credo ciò. Spero che anche Catanzaro e anche Reggio Calabria come università facciano la consulenza gratuita e il supporto al territorio. Poi oggi, in questa serata, nel tardo pomeriggio, uscirà un appello che ancora non è sulla stampa, ma lo sarà pomeriggio, firmato da 200 persone, cittadini politicamente impegnati o civilmente impegnati, che guardano alla sinistra, ma soprattutto
guardano a 3 obiettivi e chiedono l'intervento della giunta regionale e della maggioranza parlamentare che supporta il governo Conte su almeno 3 obiettivi. La concretezza e la velocità degli interventi, aprire subito un ospedale Covid dedicato in Calabria perché purtroppo non c'è, e questo è gravissimo, perché Gravissimo, siamo sì. con i numeri bassi ma non abbiamo un centro che potrebbe tamponare una situazione di esplosione dei numeri sopra 1000, sopra 1200, insomma siamo al momento a 915 contagiati, siamo in un sistema che regge, ma con velocità il gruppo che firma l'appello chiede questo tipo di misura: ospedale, rafforzamento dei medici, protezione dei medici, dei sanitari, chiede trasparenza alla giunta regionale, chiede un investimento in termini di sanità e meno enfasi sul controllo del territorio o sulla chiusura dei comuni. Ce ne sono troppi comuni chiusi, francamente. Infatti. Ogni comune è diventato uno stato a sé. Sì, c'è un isolazionismo che la Santelli ha forse ceduto, più della Campania e più della Puglia. Noi come gruppo, io faccio parte di queste 200 firme, chiediamo una collaborazione per il Sud e del Sud su questo obiettivo: concretezza, chiarezza, trasparenza, partecipazione democratica. Chiediamo che anche i consigli regionali lavorino, che le giunte siano supportate anche dai gruppi politici e dai sindacati, perché senza democrazia c'è solo la volontà solipsistica dei presidenti, e abbiamo in questi mesi, in questi ultimi 30-40 giorni, assistito a un eccesso di protagonismo dei presidenti regionali e anche dei sindaci e di alcuni sindaci, quindi qua c'è un problema di democrazia effettiva, non solo di trasparenza. Su questo appello però magari venerdì, avendo visto tutte le firme, ci sono docenti universitari, medici, dirigenti pubblici, molti studenti, insomma, che qualcuno sta lavorando anche per i diritti degli studenti, no? Per il rientro, la mobilità, la sospensione delle tasse universitarie o di alcuni contributi. Ci sono esponenti di associazioni, Cittadinanza Attiva Tribunale per il Malato ha fatto il suo documento, insomma tutto ciò testimonia che le fasi dell'emergenza numero 1, la fase 1, deve essere superata con più partecipazione, più consapevolezza, più responsabilità diffusa e non accentramento nei soli presidenti di regione e ministro. Come purtroppo sta avvenendo. Il modello è sostanzialmente da democratizzare e, come dicevamo poco prima, la legge 225, la legge sanitaria, per alcuni aspetti, questa è una lezione del coronavirus, dovranno essere riscritte quando passerà la fase 2, perché l'infrastruttura amministrativa non si sta producendo positivamente, non sta dimostrando di funzionare, e anche il ceto politico non sta dimostrando grossa responsabilità. Credo che Meloni e Salvini siano lacrime della irresponsabilità nazionale e anche di uno scarso senso del patriottismo. Giustamente Conte gliel'ha fatto rilevare: vi definite patriottici ma siete antipatriottici. Credo che queste siano questioni sostanziali, non formali di educazione, di etichetta o di galateo, ma ci siano problemi sostanziali alla base: ruolo delle regioni, ruolo della Lombardia, ruolo dei leader politici, insomma.